Sono passati 2 anni, molti lavori sono stati fatti, tantissimi cantieri in corso d'opera. Il 2020 è stato importante per vedere davvero una serie di lavori andare avanti. Nemmeno il Covid ha fermato la ricostruzione post-Vaia e a 2 anni dalla tempesta che ha distrutto la montagna il bilancio è positivo anche a Roccapietore, epicentro della devastazione, dove si guarda alle prossime opere. Il 2021 sarà ancora più importante, abbiamo il lago di Alleghe, abbiamo i serragli di Sottoguda, abbiamo tutta la viabilità, abbiamo i ponti da sistemare, gli argini, le briglie e la viabilità silvopastorale e la viabilità comunale, ce n'è davvero per tutti. Di risposta all'altezza parla lo stesso governatore Luca Zaia nelle vesti di commissario: 682 milioni già impegnati, 931 cantieri ultimati o in corso, altri 480 nei prossimi mesi. In particolare, sottolinea Zaia, l'85% del legname abbattuto è stato venduto, la metà portato via fisicamente. E attorno alla risorsa legno ruota il progetto Casa Armonica, portato avanti in Comelico da diversi enti e la CGIL, con l'obiettivo di costruire una filiera incentrata sul legno di risonanza per la costruzione di strumenti musicali. Proprio questo elemento naturale che ha piegato non solo il bosco ma ha piegato anche gli uomini è un elemento che permette all'uomo di riflettere e di cambiare direzione. Suoni di rinascita quindi, note di speranza.